andiamo avanti con il viaggio? Con il viaggio, allora andiamo avanti con il viaggio e raccontiamo il viaggio che abbiamo fatto questa settimana, io e Pier Francesco Citriniti, sempre i nostri giri per la provincia, sempre parlando ancora di campagna elettorale, di preparazione al voto. Siamo andati martedì sera, se non sbaglio, anzi lunedì, siamo andati in Sardegna. Qui eravamo appena arrivati a Cagliari e a Cagliari c'era venuto a prendere un amico. Buonasera Bruno. Buonasera a tutti voi. Quanto tempo? Ciao Pier, come va? Tutto bene. Tutto bene. Sono circa le 8:20 di sera e siamo a Cagliari e quindi arriviamo in Sardegna, abbiamo sta cosa e dobbiamo per forza rompere le scatole. Bruno, abbiamo lasciato con Calenda che vi portava le pizze all'Alcoa. Siamo rimasti con le pizze. Siete rimasti con le pizze, ecco. Siamo un po' preoccupati. Siete un po' preoccupati? Anzi, direi anche tanto. Va bene, detto ciò, fatta sta premessa, noi ti abbiamo chiesto se per favore ci davi uno strappo in... Allora, eravate preoccupati, questa era lunedì sera, perché eravate preoccupati? Bruno Sai, eccolo qua, un applauso a Bruno Sai, Alcoa. Voi sapete, noi seguiamo la vicenda dell'Alcoa ormai da anni e anni, abbiamo anche fatto una serie TV che si chiamava un po' Alcoa l'anno scorso, per ribadire appunto la serialità di questo problema, che però giovedì cosa è successo, Bruno? Ma è arrivata quella notizia che noi aspettavamo da tanto tempo e... Fermati un secondo, ci sono dei tweet, li possiamo leggere? Un secondo solo? Eccolo qua, questo è il tweet di Carlo Calenda, 15 febbraio, firmato trasferimento smelter Alcoa a nuovo investitore, piano da 135 milioni di investimenti per il revamping, passo positivo a 5 anni dalla chiusura, ancora molto da fare, non è tempo di festeggiare, risponde a Calenda, che Cosedda, che è un altro amico dell'Alcoa, siamo 5 anni in sofferenza, oggi ci hanno regalato un sorriso Alcoa, non molleremo mai fino alla prima cella. E poi ancora leggiamo il tweet di Bruno, oggi per i lavoratori e famiglie vertenza Alcoa è una giornata molto importante, contenti sì, ma ci sono ancora da fare dei passaggi molto importanti prima di festeggiare, grazie a chi ha lottato e creduto in questo risultato. Quindi questo per aggiornare, noi appunto lunedì tu eri ancora preoccupato e poi è arrivata questa notizia che è positiva, molto positiva, abbastanza positiva. Beh, è positiva perché intanto ci permette di vedere un po' di luce nella nostra vertenza. Eravamo anni che aspettavamo questa giornata, grazie anche alla lotta di tutti i lavoratori, ma soprattutto anche, lo devo dire, al Ministro Calenda che ha dato un'accelerata alla nostra vertenza. Non è ancora terminata perché ci saranno adesso nelle prossime settimane gli incontri con la nuova azienda e credo che occorreranno ancora alcuni mesi prima che quella fabbrica possa riaprire. È una notizia importante anche perché dà di nuovo una prospettiva futura all'economia di quel territorio, sto parlando del Sud Ciglesiente, uno dei territori più depressi del nostro paese, però con la fabbrica aperta dà anche, come dire, una possibilità in più anche a tutte le altre aziende che ruotano nel nostro territorio, in modo che appunto, si ricrei quella condizione che permette appunto a tutti i lavoratori di ricreare un futuro per loro e per le nostre famiglie, insomma. Si sa qualcosa di più dettagliato del piano industriale, cioè quanti di voi rientreranno in azienda, rientrate tutti, parte di voi? Ma ancora non abbiamo incontrato l'azienda, però le prime notizie sono di numeri ridotti, però io non mi fascerei la testa prima di essere la rotta perché vorrei prima incontrare l'azienda appunto, e vorrei discutere con loro e vedere con loro qual è il piano per la riapertura di quella fabbrica. Un passo alla volta, un applauso a Bruno. E iniziamo di fatto questo viaggio con lui. Barbaggia, tu la conosci la Barbaggia? Poco e niente, pensa noi. Io quest'estate sono stato a Gavoi, un festival molto figo. Eccoci qua! Come va Marco? Benissimo. Va bene Marco? Siamo qui nel centro della Sardegna e nella ridente località di... Dove siamo? Come si chiama il posto dove siamo adesso? Ma neanche, non è neanche Gavoi. La località è Bilaersu. Siamo a Bilaersu. Tu avevi delle ambizioni nel tuo lavoro, vero? Qui Marco ancora non era direttore dell'Espresso, va detto, eh? Cioè, intanto io ormai passo per cazzone così, ma tu non stai male Marco, sai? Che ne è manco carnevale adesso poi, quindi proprio accanimento gratuito. Ciao Marco. Sì. Eccoci qua. Risultato bellissimo. In omaggio alla tradizione, alla cultura, al carnevale sardo.
È tutto sui social Francesco, ci network. sei mai stato? Spiega cosa Sì, sta. spieghiamo. Allora, eravamo andati a un festival di Cavoi, Dove incontro con il pubblico. avevano chiesto a tutti gli ospiti di farsi una foto che sarà esposta il prossimo anno il nella prossimo prossima edizione nel del festival, paese. pittati secondo appunto la tradizione così. E ci siamo divertiti Non moltissimo. potevamo non prestarci, noi soprattutto non ricordare questo passaggio. Andiamo avanti. Don Barbaggia? No, Diego, io fino a un paio di ore fa non sapevo manco che esistesse. Vabbè, ma perché fai così? Fa freddo Don Barbaggia? La zona dove nevica di più, c'è Nevica? Sì, c'è Ma che una nevica? c'è- Dai, stiamo in Sardegna, un po' nevica in Sardegna. È come andare a fare il bagno a Courmayeur, che vuol dire che nevica in Sardegna? Andiamo in questo paese che si chiama Nule. Ci sei mai stato a Nule, Bruno? Ci abbiamo tipo 2 ore di macchina, a occhio. Tutto dritto. Andiamo verso sempre dritto, vai. Nule. I'm not feeling alright today. I'm not feeling that great. I'm not catching on fire today. Love has started to fade. I'm not going to smile today. I'm not gonna laugh. You're out living it up today. Vedete, siamo al centro della Sardegna. And the grave digger puts on the forceps. Pierre, sei sveglio? Sì, eccomi. Cosa provi a non guidare? Che sensazione hai? Nervosismo. The barber can give you a haircut. The carpenter can... Nule! Bene tutti. Pier Fra, c'è il paese tuo. Bene tutti. Bene tutti. Cioè, tutti bene. Bene tutti. Tutti bene. Però al contrario, bene tutti. Eccoci qua. Comunità termale. Tutto vero. Andiamo avanti verso Nule. Eccoci qua. Tra un po' devi chiamare il sindaco. Mi ha detto quando arrivate. Siamo arrivati. Come si chiama il sindaco? Sindaco, sono del Francesco. Allora siamo arrivati adesso davanti al cartello Nule. Dove ci incontriamo? Arriviamo subito. Sì. Comunque al sindaco tocca dirglielo, il cartello Nule praticamente non c'è. Chiesa Ma chi è? A chi ha di informazioni? Sarà questo? Però Nule, No, dico Nule. Pensavo peggio. E mo che famo? Arriva una macchina, oh. Sarà questo il sindaco, per forza. Ecco il sindaco. Ciao sindaco, piacere. Fa freschetta a Nule, eh? E domani dovrebbe pur nevicare. Ecco Nule. Vabbè, però c'è traffico, dai. Qualche macchina passa. No, lascia perdere. Ma questo è il centro di Nule? Questo è il centro. E veniamo ospitati qua. Intanto non c'è nessuno. Un po' di freschetto, no? Vuoi accendere i riscaldamenti? Siamo alla casa dei montagni. Sì, una sì. Sì. Eccoci qua. Sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, sono le 10:30 di un vivace lunedì sera nel centro di Nule. Qua siamo in provincia di Sassari, di siamo Sassari. ai confini della provincia di Sassari. Proprio Nulo è l'ultimo baluardo della provincia di Sassari. Prima della provincia Di Nuoro. Nule è Barbaggia, facciamo proprio No, no. Chi ha detto sta cosa? Dobbiamo smontare tutto quanto? Nulo è Goceano. Goceano. Sì, è una regione della Sardegna. Questa non la sapevo proprio, questa è... Ed ecco un po'. Tu, manco tu. Dillo. Cioè neanche il sardo qua, Bruno. Io dico vabbè so io. No, proprio sto Goceano, anche i sardi stessi dice, ma che lo sapevi che c'era il Goceano in Sardegna? No, perché sennò sembro Che io è, ignorante, composta, ma... che è composta da 9 paesi: Nule, Benetutti, Bultei, Anela, Bono, Bottida, Esporlato, Burgos e Dell'Orai. 9 paesi, circa 12.000 abitanti. Tu sei sindaco di Nule? Sì, dal 2015. Quanti anni c'hai te? 41 quest'anno. Tu sei stato eletto con una lista civica? Una lista civica, una lista unica. Cioè che vuol dire che vi candidavate solo voi? Esatto, ultimamente accade spesso in Sardegna, si presenta un'unica lista. Quindi o vinci o vinci. Quindi o vinci, però il senso civico diciamo va un po' a ramengo, perché ti accorgi che da un lato c'è una parte che ha voglia di lavorare per la propria comunità, dall'altro ti accorgi che comunque c'è menefreghismo. Non è facile trovare 12 elementi Che compongano la lista. lista. Nulla di che cosa campa? Nulla spicca innanzitutto per il suo prodotto principe, il tappeto a fiamma, tipico praticamente solo di Nulla, nel senso che viene composto con telaio verticale. E poi? Il tessuto sociale si fonda soprattutto sulle aziende agropastorali. Quindi pastorizia... zootecnia, ovini. Soprattutto ovini. Soprattutto Su un ovini. paese di 1400 anime contiamo circa 25.000 capi ovini, siamo intorno ai 50 capi pro capite. 50 pecore a testa?
più o meno, 47 dovrebbero essere, è una percentuale altissima. Anche io che non ho Anche tu che non c'hai pecore, Esatto. quindi c'è uno che c'ha le pecore tue. Sì. Dopodiché si vota pure a nulle. Certo. Circa 1200 votanti. E come va la campagna elettorale a nulle? Goceano è considerato? Noi abbiamo il candidato... Chi è il candidato? Scusa, questo poi magari vota io, non so chi No, è. c'è un candidato che è capolista con i 5 Stelle, E chi è? di Nulla, Come si chiama? Alberto Manca. Alberto? Manca. Manca. Ah, è proprio di nulle? Sì, è di Nulla. Hai capito? Ma voi avete proprio il prodotto locale? Sì, noi abbiamo il prodotto locale. È stato eletto con le parlamentari. Ah, avete uno di quelli eletti con le parlamentari Sì, di nulle? Sì, di Nulle. Cazzo, questo è quasi uno scoop. No, vabbè, lo sa tutto il mondo. Ho capito, abbi pazienza, a nulle lo sapete, io Tu che non ne lo so. sai. Qual è l'iniziativa che avete preso? Diciamo che hanno preso. Che hanno preso? C'è un folto gruppo di allevatori, di imprenditori zootecnici che ha deciso di rinunciare al diritto di voto perché ci sono problematiche serie a livello agropastorale. Premi che arrivano con ritardi, problematiche da un punto di vista proprio dell'economia della famiglia. E quindi loro che hanno deciso di fare? Loro hanno deciso di consegnare le schede al sindaco. Questa cosa è già avvenuta? Questa cosa è già avvenuta, sta avvenendo comunque perché in continuo le persone scendono in comune, consegnano le schede. Non è una cosa positiva, se devo essere proprio sincero, però questo è sintomatico del malessere che c'è attorno al mondo delle campagne. Quante schede ti sono state riconsegnate? Ma che io sappia, fino a ieri, intorno alle 200. Questa cosa non avviene solo a Nulle, avviene anche in altri paesi? Sì, sono i paesi limitrofi, ma anche del Nuorese, della Barbagia. Sono solidale con chi decide di non votare perché sicuramente dietro c'è una motivazione valida. Questa non è una cosa di destra, di sinistra? No, sono dei comitati spontanei che hanno deciso di rinunciare a questo diritto. Senti, invece tu saresti uno di sinistra, destra, non te ne frega niente? No, chi ha curiosità, che ne so? Adesso sarebbe troppo facile, cioè io ho il paesano candidato, quindi cioè... Ah, sarebbe no, troppo vabbè, facile, capirai, il paesano candidato? No, vabbè. No, chiedevo se te, a prescindere dal candidato, se avevi una tua storia personale di Sì, formazione, sì, di io ho la mia sinistra, di idea. destra. No, non sono di sinistra. Non sei di sinistra, non di sicuro, quindi diciamo c'è rimasta la destra, non è che ci stanno tante opzioni. Va bene. Allora, perché siamo andati fin lì a Nulle? Perché per quello che ci ha raccontato il sindaco, cioè c'è parecchi comuni, una cinquantina di comuni che tutti quanti, diciamo, accomunati, scusate il gioco di parole, dal basarsi appunto sulla pastorizia, sulle aziende agricole sono in crisi, lamentano un sacco di problemi sul costo del latte, il prezzo del latte, ora andremo a scoprirli, e hanno deciso come protesta collettiva di rinunciare al diritto di voto e vanno proprio fisicamente a riconsegnare il certificato elettorale ai propri sindaci, ai rispettivi sindaci, e quindi di fatto è una protesta plateale, direi anche clamorosa. Uno sciopero del voto. Come? Uno sciopero del voto. Uno sciopero del voto, ci sono circa 200, Però esplicito, 200 tessere già riconsegnate per ognuno di questi comuni. Un astensionismo attivo, esatto. Astensionismo attivo e rumoroso, direi. Rumoroso, sì. E siamo andati a conoscerne alcuni. Domani mattina mi faccio svegliare tardi, 6:15. Ah, sei non qua? Vabbè, Sì, allora sì, andiamo sì. andata di lusso. Potevamo svegliarci anche prima. E io direi che monta una pecora, monte Va tutte. A domattina, grazie. Eccoci qua, nella nostra cameretta. Cameretta a 3? Bruno. Dove t'ho portato? Stavi meglio al presidio al COA? C'è più caldo al presidio al COA. Questo momento è mezzanotte e mezza e abbiamo la sveglia alle 5. Vabbè raga, buonanotte. Tu siete carucci, oh. Salutate, fate ciao con la manina. Ciao. Ciao Bruno. Questa è una splendida immagine, io vorrei dire, cioè, questo è proprio un grande momento di intimità maschile, proprio di spogliatoio, una roba, vabbè, un freddo. Buonanotte. Chi spegne la luce? È spenta. Come è spenta? La stufa. Ah, è spenta la luce? Ah, questa è la luce della stufa. È la luce della stufa. Questa è la luce della camera. Ah, questa è la luce della camera. Spegni? Perfetto. Buonanotte. Chi ha messo la sveglia? Io la metto alle 5:15. Ma metti quelle musiche ayurvediche tue? Sì. Vabbè, buonanotte, raga. La sveglia sì che la sveglia. Sono le 5. Che sono? Hai messo quella alle 5:15. Beh, poi una certa si deve marzare. Non è che mettevi le sveglie fino a mezzogiorno ogni quarto d'ora.
Comunque sia. Queste sono due sveglie insieme. Vabbè, inutile che ci giriamo attorno, raga, per cazzarsi. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba, faccio un giro di ronda e usciamo. Come ronda, fare una vasca a dorso. Buongiorno sindaco. Buondì. Tutto bene? Tutto qui, a parte il freddo. Vabbè, balliamo. E allora balliamo. Yeah, yeah, yeah. Andiamo qui. Salve. Dove ci aspettano Gianmario e Gavino, che stanno per iniziare la mungitura. Sta un po' teso, sai? Che scena. Ne conta 24, a 24 chiude la porta. Chi c'è e le altre aspettano. Munge a mano o munge... No. È una bella panoramica, Senta la cagata se lasciamo andare sui manzini. Queste sono piene tutte quante. Sì, quando la mammella si svuota, vedi? Si raggrandisce. Finito. Fai così. E passi all'altro. Che periodo li fate i salti, Gianmarco? A primi di maggio. Primi di maggio per poter iniziare a mungere, diciamo, a novembre. Per ottenere gli agnelli nel periodo natalizio, per macellare gli agnelli con il peso buono che gli possa consentire di guadagnare qualcosa in più. In base al maschio, all'ariete che loro mettono, acquisiscono diverse caratteristiche anche da un punto di vista della morfologia delle mammelle. Scusa l'ignoranza, il maschio non dove mettono? Il periodo dei salti lo mettono assieme alle pecore. Il periodo dei salti sarebbe di? Il periodo dei salti sarebbe quando, per esempio, l'ariete feconda le pecore. Quando trombano, diciamo. Esatto, ok. bravo. Quando si dice andiamo a fare due salti. Tecnicamente si chiama. Ok. E quindi a seconda dell'ariete che gli è saltato in groppa. A seconda groppa. dell'ariete la mammella, diciamo, riesce ad acquisire una determinata morfologia, la corporatura dell'animale, la bontà del latte, insomma. Tutto bene, Pier? Ti stai a divertire, eh? Sì. Questo è proprio il mondo tuo, questo, eh? Uno spettacolo. Ovviamente il latte passa attraverso questi tubi, il latte lo farà passare prima all'interno di quel vaso lì. Il vaso lì, arrivando a un certo punto, poi si svuota e porta il latte direttamente nella sala latte, nel refrigeratore. Quindi tutto il latte che sta uscendo fuori da loro adesso dove va là? Questa perché è nera? Questa è la famosa pecora nera? Che nascono bianche e nere. L'ho trovata subito. Quando fa questo rumore è attaccata male. Ah, era il rumore della cosa attaccata male. Pensavo che stava, capito? Ci sei, Pier? Mi fai? Allora, questa intanto farei un applauso in generale a questa situazione che quando è partita non si fermava più. E questa è una mungitura meccanica che comunque la maggior parte ancora, mi hanno spiegato, in quella zona ancora mungono in realtà a mano, perché ci sono dei luoghi dove ancora non arriva neanche la corrente elettrica, quindi mettere in piedi tutta questa baracca qua automatizzata, questa sembra una clinica di fatto, cioè è perfetto, funziona tutto quanto, con dei ritmi, tutto in maniera automatica, è complicato, però è splendido, è una roba veramente complicata e entri in un meccanismo di automatismi. Qua c'erano padre e figlio e queste 48, se non sbaglio, pecore alla volta che venivano appunto munte, una ogni 4 per non saltare il conto, insomma. Questo è il quadro, io e Pierfrancesco cercavamo di documentare come potevamo e ho chiesto a Pierfrancesco: mi fai appunto i tuoi quadretti, per favore? Due quadretti per contestualizzare un po'. Mili avattusa trotta, prosa di si sposù un sugar culo, ne subisu un sugar culo, Il periodo dei salti, diciamo della monta, e fai gruppi, per esempio usa tingerle, che ne so, il colore blu per quel determinato ariete. Sono proprio matrimoni combinati. Esatto. E quindi tu sai che quella pecora è stata fecondata da quell'ariete e quindi quel figlio ha quelle determinate caratteristiche, insomma, per migliorare la razza. La razza, è eugenetica praticamente.
ripulisce e arrivano le prossime che escono dalla sala d'aspetto. Dolly, qua, vieni. Mazza quanto cagano però. In bruttura, in barrette, prepara, barrette, prepara, barrette, proscismo, e proscismo. Quella è la sala d'aspetto. E quante volte al giorno fate questo? La mattina e la sera. Te hai sempre fatto questo? Sì, sì. Posso chiederti quanti anni c'hai? 70, del 48 sono. E hai fatto questo? Sempre. E prima non è che come adesso. Cioè prima com'era? Facevi tutto a mano? Mano, e non erano legate, stavi dentro muggendo anche fuori, l'acqua, pioveva, tutto. Mi diceva il padre, Gavinei, estiti, che sei sempre a schiena nuda, sempre la corrente nuda, no? C'avevi le schienate fuori? Sì, schiena fuori, freddo, di tutto. Vai, non ti distrarre, Gavino. A liberate? Sì, adesso vi liberate. Avanti le altre. Te invece quanti anni c'hai? 30. Te sei figlio d'arte. Un'arte sbagliata. Vabbè, però l'arte è figa. Se non è retribuita è inutile che sia. È inutile, certo, infatti, diventa nobili. Certo, potevi mungere una pecora. Io dicevo per dire, viene che mo. Come devo fare? Del Francesco alle prese. Faccio così. Fammi vedere. La prendo la mammella e spingo. Ah, stai a fare un cazzamo. Lo stai a buttare. Questa meglio, questa qua meglio. Guarda che mammelle do. Le prendi e. Le prendi e ne esce niente. A spremere, aspetta. Ne esce niente, via. Ma no, perché ha finito adesso la mungitura. Niente, via. Niente, non esce. Ha capito che non è la mano del padrone. No, queste non va. Vedi? No, guarda qua, ammazza, meno male. Allora, aspetta. Ammazza, t'ha umiliato. Grande Gianmario. Devi stringere sotto. Vedi? Devi stringere la punta dei capelli. Vabbè, a sto punto ci provo pure io. Vado, Okay. Sei pronto? Guarda. Vai. Stringi. Il latte va ovunque. Aspetta. No, non deve fare forza. Ok. Le ultime due. Guarda là, guarda come esce fuori. Vabbè, qualcosa è uscito. Sono pieno di latte. Scusa, come si chiama sta pecora? Ognuna non ha il nome. Scusa, Dolly. Si asciuga sulla lana. Da te latte. Ok. Cioè si asciuga sulla lana, qua non si capito, è tutto un ciclo. Mazza. Come ti senti? Mi sento che ho molestato una pecora. Mi sento veramente in pieno Me Too, mi sento. Andiamo avanti, questa esperienza pure l'abbiamo fatta. Andiamo all'esterno, intanto come vedete albeggia, è finalmente giorno. Stai a fare un po' dei quadretti? Sì, sto facendo il time lapse. Il time lapse delle pecore? No, del sole. Del sole? Non c'è il sole? Dovrebbe uscire là. Ed ecco qua. E anche stavolta Francesco ha performato con l'unica ragione dei suoi viaggi. È diventata questa ormai. Tabbo! Cane, che si pensa che gli frega me le pecore? Lui è il vero capo, si riconosce come uno straniero, diciamo. Amici! Noi amici! Cane! Dai, sta buono, dai! Questo è un mare di merda praticamente. 2 minuti e tutto finito. Mare di merda? Come stava a tirare addosso? No, forse sotto la vita quindi E andiamo a fare due chiacchiere. Magari appena si speso, questo scherzo che manca di spero. Questo della organizzata, se lo sentite qua, ma un attimo ho fatto. Questa, vedo, sapete che non vedo che è solo. C'è sempre una parte. No, non c'è libera. Bruno, ma te capisci? Poco, pensa io. Un grande momento, ci siamo torti tutti il cappello, guarda qua, eccoci qua. Ci abbiamo tutti la stessa pettinatura. Sono le 8:40.
Non ho capito che ridete, era una constatazione. Ridono. Stanno parecchi qua con questa pettinatura. Andiamo avanti. Questa cosa che adesso avete ridato il certificato elettorale. Sì, l'ho portata anche la mia. Pure la tua? Io le dico la verità, io sono stato consigliere comunale al comune, io sono stato consigliere alla cooperativa, sempre alle riunioni. Ah, tu sei stato un politico quindi? Sì, precisamente. Io sono stato per 25 anni il presidente al Banco di Sardegna. A queste cose le ho fatte, ma è sempre con questi criteri. Perché molte volte a uno che andava al Banco di Sardegna a dire fare un prestito perché c'aveva da fare questo, non gli davano i soldi. Ma come non glieli dai? Se questo adesso non ha venduto il formaggio, fare il formaggio romano, andare, li deve dare, non con gli interessi, ma questo abbiamo bisticciato sempre. Ma sono in tutte le scuole che stavo sempre, quindi c'è io ottava. Vabbè, non li dica, vabbè. Boh, comunque scusami una cosa, tu hai fatto il consigliere comunale, quindi sei uno che ha fatto politica. Politica. Vabbè, un po' comunque sì. Da rubare a livello locale. Voglio dire, tu comunque hai fatto politica, ti posso chiedere con chi la facevi? Lista civica, sinistra, destra? Lista civica pure. Quasi destra era sempre, però. Tu sei uno di destra? Era di destra sempre. Nel paese non cerchiamo destra, sinistra, a livello comunale non guardiamo queste cose, conosciamo chi sta andando. Le persone okay. Che stanno andando e quindi ti affidi alle persone. Quindi è la prima volta te che non voti? Sarebbe la prima volta? Sì, la prima volta che io non voto. Se no ho votato sempre. Grazie Gavino. Dai, a buon rendere. Figurati, io neanche una pecora so mungere, niente, sono una pippa proprio. Ci ho provato, ho fatto un casino. L'ho visto, l'ho provato. Ho buttato mezzo litro di latte. Scusami. Magari ho buttato 40 centesimi. Quanto ho buttato per terra? 40 centesimi. Quest'anno più o meno ho buttato 40 centesimi. Ecco il prezzo del latte. Io no, grazie. Gianmario mi vuole dare l'acquavite, sono alle 9 della mattina. Qua bevete l'acquavite alle 9 di mattina? Quello che molte volte certo un bicchierino se lo bevono. Che ve frega? Riscalda per riscaldarsi, certo. Riscalda tutto. Ma se uno comincia alle 9 della mattina a riscaldarsi? Vabbè, quando sono le 9 di sera. Uno deve calcolare i suoi difetti. Invece del cappuccino si fa l'acquavite. Ammazza. La gente ingorda, infatti abbiamo fatto la domanda e questa arrivava. E noi diciamo che non abbiamo utilizzato, abbiamo un capannone, eppure questa sei non c'è di resina, questa sei l'osso solo, questa sei il lillo e tutto. Insomma. La salute. Non fa un brindisi. Te ne la bevi, capito? No, io no. Sai che io non capisco una parola quando parli il dialetto tuo. Il dialetto mio. Non ingorda, ho capito la gente ingorda. Hai detto la gente ingorda? Sì, lo vedi? È piano piano. E usciamo dalla loro azienda e torniamo verso Nule. Non potrei posare amore coro, pensando a ti eso donzi momento, noi stesi in tristura prenda e oro. Tu invece ti chiami? Salvatore. E la tua situazione qual è? È quella di un po' di tutti i pastori della Sardegna. Abbiamo problemi con il latte che è stato poco remunerato in questi 2 anni. È sfiga o è colpa di qualcuno? Non lo so, sarà colpa di qualcuno. Noi comunque siamo quelli che produciamo, che teniamo i caseifici, che teniamo le cooperative, che creiamo questo indotto, facciamo lavorare un sacco di gente, dal trasportatore a chi lo lavora nei caseifici, a chi lo vende, facciamo lavorare quelli che sono nei macelli, nei mattatoi, facciamo lavorare quelli che vendono mangime. Se qui manca il pastore è un'altra industria a cielo aperto che viene chiusa in Sardegna. Te stamattina sei andato a lavorare? Sì, abbiamo munto le pecore, le abbiamo accudite. Le solite cose che si fanno ogni mattina. Si lavora tutto il giorno. Poi lavora da ciclo continuo, cioè da sabato, domenica? No, 365. Vacanze, ferie? No, niente. Non esistono. Non esiste. Sempre pecore? Sempre pecore.
E tu hai riconsegnato il certificato elettorale? Sì, sono stato uno dei primi che lo consegnato. Uno dei primi? Sì. Stavi incazzato proprio? Stavamo incazzati perché la politica è disinteressata ai problemi dei pastori, ogni tanto vedi qualcuno in televisione che parla delle zone interne dello spopolamento e vogliono chiudere anche l'ultima fabbrica che è rimasta, quella della pecora. Nulla, è un paese di 1.400-1.500 abitanti e abbiamo 26.000 pecore, abbiamo 94 ovili, abbiamo 40-50 giovani che hanno meno di 30 anni che sono in campagna. Questa gente mi sa che dovrebbero dare delle risposte, se non le vogliono dare a noi che siamo a fine corsa, almeno ai giovani. Se no questi se ne vanno? Se no questi se ne vanno. Te quanti anni c'hai? Io ho 64 anni. 64? Sì. Hai sempre fatto il pastore? Sì. E stai a fine corsa? Ti sei stancato? Mi sono anche stancato, e gli altri vanno in pensione dopo 30 anni, noi non andiamo mai in pensione, ma il problema più grosso è vedere che abbiamo fatto dei lavori per tanti anni, che ci siamo prodigati per fare aziende, per fare capannoni, e poi vedi i tuoi prodotti che non sono remunerati, vedi le tue domande che non vengono compensate come dovrebbero, i premi comunitari che sono primi, che non sono primi, si chiamano primi ma sono... ma infatti si chiamano premi, sembra che uno ha vinto una cosa. Esatto, invece è una compensazione è una al cosa reddito che non arriva, non arrivano i soldi del latte, non arrivano questa compensazione, e questo vile. In campagna ogni giorno hai bisogno di mangimi, ci sono spese medico-veterinarie, c'è la nafata per i mezzi. Tu hai sempre votato? Sì, io ho votato. Te posso chiedere più o meno da che parte votavi, a occhio? Sì, a sinistra. A sinistra? Te sei il primo che trovo che mi dice che votava a sinistra. E mo' hai smesso, basta. Ma adesso perché abbiamo sentito solo promesse, si parla di un tavolo tecnico alla Regione da 40 anni fa per stabilire dal mese di agosto qual è il prezzo del latte. Questo tavolo tecnico lo abbiamo sentito per 40 anni e non è stato mai fatto. Però tu hai sempre votato? Ho votato e ho sbagliato. No, vabbè, mica volevo dire che hai sbagliato, era per dire una novità forte, esatto, questa che non vai più a votare. No. È una novità perché ci siamo stufati, qui vogliamo sapere se dobbiamo andare avanti o se le aziende si devono chiudere, cosa deve fare il pastore. E in queste zone interne la politica si doveva impegnare ancora di più, perché se qui chiudi con le pecore, con le vacche, ma la gente qui da che cosa si vive? Da quando si è fermato il latte a 50 centesimi, 60, si sono bloccate tutte le imprese, si sono bloccati i bar. C'è la crisi, si sente, perché è in crisi il settore agropastorale. Tu ci credevi un po' comunque nella politica, hai sempre votato? Sì, ci ho creduto per tanti anni. Non abbiamo poi manco politici di riferimento ormai, Vabbè, se mangiamo un salame. Allora, poi alla fine quando è un momento di tristezza la butto sempre su se mangiamo qualcosa, soprattutto con tutti questi salami, prego. Abbiamo conosciuto prima Gavino e Gianmario. Gavino addirittura con un'attività politica giovanile, praticamente oggi commentavamo, ha fatto quasi forse il percorso inverso a quello di Berlusconi, che ha iniziato contadino. Diciamo Gavino ha iniziato politico e poi no, in realtà è stato sempre pastore, ma nel mentre comunque aveva anche un'attività e lui comunque era di destra. Poi siamo andati qua, abbiamo conosciuto Salvatore che ci ha sempre creduto, lo vedete, malinconico, e dice basta, sì, ci ho sempre creduto, forse ho sbagliato a votare in passato addirittura, e lui ha sempre votato a sinistra, quindi è dimostrazione del fatto che veramente questa protesta è trasversale, destra, sinistra, e riguarda un po' tutti. Tra l'altro dice quello che si diceva, mi ricordo per esempio a Terni quando si parlava delle acciaierie, cioè il problema di un'industria impatta su tutta quanta la città, su tutto quanto il territorio, cioè se chiude la pastorizia, diciamo così, l'attività del pastore sardo, smette di fare il pastore sardo, ne risentono. Alcohol sul Cising Lesiente ha avuto un impatto pazzesco, certo, no? La crisi alcolica. Sono queste realtà sulle quali ovviamente campano tante famiglie. E questa è un po' particolare appunto perché, come dice lui, è un'industria a cielo aperto, la definisce così, però di fatto è un'industria che chiude, e parla anche qui di spopolamento, che è un argomento che abbiamo già incontrato in alcuni comuni che abbiamo visitato negli ultimi giorni. La gente se ne va, i giovani, parla di giovani che vogliono fare questo lavoro che se ne vanno, e intanto mangiamo. Sento un telefono che suona? No, me lo sono inventato io? Ok, sento i suoni, prego. Sono le 10:30 di mattina, ci tengo a del resto dirlo. dopo la grappa alle 9 di mattina, una salsiccia alle 10:30 c'è sta tutta. Mi hanno prima caso no, uno scherzo di guardare il giornalista. Stessa cosa. La colazione del pastore, il pastore ti fa colazione così. È un po' tipo festa dell'unità, non fa, no? Ti ricordi una volta? Salvatore? Una volta, E ne sa niente, adesso basta. Vedi, ti sei innervosito, ti ho detto questa cosa della festa dell'unità e poi è partito il formaggio per terra. Pane carasau fatto in casa.
Vai. Ma pure il vino, Salvatore? Del resto sono le 10:40. Che fai? Dove fai un bicchiere di vino? Salute. La salute. Come se c'è il fuso di Tokyo praticamente. Venire, mamma. Ricotta. Ma ho capito quando diceva per uso personale che vuol dire. Che sto formaggio te lo mangi tutto tu. Questo è il vino per uso personale pure. Tutto per uso personale. No, basta questo, Salvatore, sono le 11, dai. Finché mangi qua. Fino a quando mangi qui, queste cose le devi imparare, devi dare una mano a mandare avanti l'azienda. E questa è la tradizione in Sardegna. Tu puoi fare anche l'avvocato, ci sono persone che sono avvocati. Figli dei pastori. Figli dei pastori sanno mungere, vedono una pecora e sanno che quella pecora non è capra, per esempio, a differenza di chi non è nato in questo settore. Infatti io non saprei riconoscere una pecora da una capra. La La capra c'ha le corna. anche le pecore qualcuno. Pure le pecore. Scusa che io C'ha la barbetta. La capra c'ha la barbetta, ecco com'è. Ma ve ne fregano le pecore? No, prima succedeva. Prima, adesso non conviene più, chi te le prende? Che ne so io, che Chi te le prende? A me il cane prima dei Cavino mi ha rotto i coglioni, ogni volta stavo là, ma abbaiava, spiegagli. Adesso le pecore non te le rubano perché bisogna accamparle le pecore, ci devi mettere dopo che ti sei rubata la pecora, gli devi dare da mangiare la pecora. Certo, che te la rubi a fare una pecora. Se rubi le pecore a qualcuno e quello ti manda un assegno, grazie perché grazie che te la sei fregata. Tutte. Pubblicità! E dopo continuiamo con Salvatore Annule, Sardegna. Eccoci tornati, Propaganda Live, un grande applauso a James Taylor e anche a Daniele Coffi Rossi alle prese con questa cosa. Dunque siamo in Sardegna, in quel di Nule, stiamo parlando con Salvatore Pastore Sardo. E magni le pecore tue? Quelli di scatto, sì. La pecora che non produce poi, purtroppo. Fa la fine che deve. Fa la fine che deve fare. Dopo mi porti a conoscere queste pecore? A che ora vuoi finire? Quando ti pare, pure adesso, quando vuoi tu. Andiamo, le veniamo adesso. Non così digeriamo, capito? Facciamo una passeggiata. Salvatore, ex elettore di sinistra. Che poi alla Sardegna, qua c'è sta Gramsci, Berlinguer. Esatto. No? Sì. E invece, mo, tutto finito? Tutto finito. Tutto finito. Non c'è rimasto niente. Niente. È andata come è andata. Sono ormai, cosa vuoi fare? Niente, figurati. Andiamo all'erbaio, che è meglio, è meglio. Vediamo le pecore. Ecco fatto. È sporca sta macchina? Sporca. È un po' sporca? Sì. Funziona, sì? Sì, che funziona. Funziona, che ne so? Questa è una macchina adibita al trasporto dei pastori? Ci porti pure le pecore qua sopra? Dentro il cassone. Sai quanti? Comunque questa cosa che non voti un po' mi dispiace, lo sai? Lo so. È una rinuncia a un tuo diritto, a un tuo dovere, e non partecipare alla scelta democratica di quelle persone che ti dovrebbero mandare avanti l'Italia per 5 anni.
non è poco. Il momento è particolare pure, Esatto. Però la gente è esasperata e qui bisogna dare una dimostrazione che la politica è troppo disattenta ai problemi delle persone che lavorano e soprattutto che mandano avanti la Sardegna. Vabbè, balliamo. E allora balliamo. nevica, Salvatore. Ma lo sai sta cosa che nevica in Sardegna? Io non l'avrei mai detto. Yeah, yeah, yeah. E allora balliamo. Come quando fuori piove. Mare Bardonecchio, hai messo il riscaldamento a 32 gradi. No, va bene, tu lo parlavo, dicevo perché poi fra un po' ci piglia la rosolia. Il pastore sardo è un po' una figura un po' mitologica, no? Fa parte del territorio, se tiri fuori i pastori compare anche la Sardegna. In qualche maniera c'è la Sardegna benissimo. C'è la Sardegna? Perché ci sono i pastori, se no scomparirebbe la Sardegna. Cosa ne fai della Sardegna senza pastori? Vabbè, c'è il mare, c'è la costa. Queste pecore qua sono le tue? No. State in collega? Di un collega. Arriviamo dalle tue pecore? Sì, andiamo. Ma le pecore stanno al pascolo? Sì, adesso stanno riposando. Stanno riposando? Dove sta la mungitrice? Qua, questa? È all'aperto? È all'aperto, sì. Questa qui. Mette la testa là. Quelle là sono le tue? Sì. Beh. Ti fai scendere? Sì. E come fai scendere? Dai. Io va. E comincia questa conversazione. E che gli dici? Dove fiorisce c'è una fontana dove cammina c'è un filo di quale direzione nessuno me lo imparò quale Ehi! Dove le mandi adesso? Dove stanno andando? Ah, le bagno. Sono uscite dal cancello, Salvatore. Non è che se ne vanno, no? Che poi tu dici, più se ne vanno, mi fanno solo un piacere. Uè! Segua quella pecora. Se mi dici che gli devo dire, io lo dico, Insegnami la lingua. Ci vogliamo tanti anni per imparare. Ma non è detto, guarda. Corri al trotto, corri, segui quell'altra, scodinzola. Lo vedi che alla fine è facile. Cammina, stai calma, trotto, staccati dal gruppo, rallenta, accelera, corri. Funziona, Salvatore. Funziona. e il passero la strada quando ogni angelo è alla catena ed ogni cane abbaia. Prendi la tua tristezza in mano e soffiala. Corri. Vesti di foglie in tu. Comunque una l'ho recuperata io, se ne stava andando via. Gli ho detto dove vai, per favore, vieni qua insieme alle altre. Sopra un cisto Salvatore, ehi! c'è un po' dei miei capelli. Sta a fare i quadretti? Qua ci sta proprio bene qua la musichetta, Solo per te mi sono superato le pecore alla Fast and Furious. Alla Fast and Furious. Che vuol dire? Poi vedrai. Ognuno parla una lingua sua. Questa è la tecnica Fast and Furious. Hanno paura. Tant'è che si dice proprio, no? Meglio un giorno da leoni che 100 da pecora. Per questo si dice. Lui io andare a mezzo per fare la ripresa, ma la pecora scappa. O per sacrificare la telecamera per te. No! Ma Pier Francesco ha 1000 risorse e memorie di passate imprese.
vuole farne una nuova. Dopo aver messo la telecamera sulle rotaie del treno almeno 2 occasioni, a Idomeni e a Ventimiglia, vuole tentare la telecamera tra le pecore. Ma le pecore scappano quando ci vedono, quindi non è così semplice. Il treno arriva comunque, la pecora no. La pecora va dove vuole andare lei o al limite. Non fare questa cosa. Non è il treno. Esannate. Queste non so come il treno. Qua le pecore sta la telecamera. Tu riportale lì. Vediamo, Sì, noi ci spostiamo. Vediamo questo numero. Salvatore. Adesso Salvatore fa andare le pecore sulla telecamera. Guardate, gli ha dato pure il compito, poraccio. Ma questo sta tanto bene a mangiare, guarda quando sannate, mo dove sto lui, come fa a riportarle qua? Un comando. È un comando. Bruno Corello. Guardate Bruno, disperato. Sogna di ritornare al presidio Alcoa, lui in questo momento. Non gli è mai sembrato così bello. Guarda Bruno. Bruno è disperato. Il primo tentativo è fallito. Niente, è andata male. Attenzione, Attenzione, affermate. Attenzione, stanno girando, Pier. Quello che succede. Adesso le pecore arriveranno e la pecora che avrà mangiato più di tutte mollerà una cagata sull'obiettivo della tua telecamera. Stanno arrivando, Spostate indietro che... Comunque che grande Salvatore, Parlaci te con tutte queste pecore. Ed eccole. Un grande applauso a Salvatore, a Pierfrancesca, ai pecore, a questa cosa qua. Questa, andiamo avanti, veramente una trasmissione acidissima, propaganda live. Grande Salvatore. Salva. Integra, guarda. Devono almeno cagare sotto per andare a portare di pronto della Sardegna. Vero, Dio un po'. Comunque questa è anche una grande metafora politica, no? Cioè il greggio dei pecoroni, esatto, no? Esatto. Che va dietro a un uomo. A una e tutte le altre appresso, e così facciamo anche noi, spesso e volentieri. In questo caso saresti tu il leader della situazione. No. Vabbè, il loro leader sei tu. Il leader delle pecore. Il leader delle pecore. Vabbè, ma... Noi siamo diversi dalle pecore, perché le pecore dove passa uno passano tutte, noi non passiamo tutti nello stesso punto. Perché se facevamo così a quest'ora sicuramente certi problemi li avremmo già risolti. Eravamo tutti assieme, uniti e compatti, invece aveva ragione quel re spagnolo che aveva detto che eravamo pocos, logos e malunitos per i sardi, Carlo V, aveva detto così, pochi, maleandati e divisi. Insomma. È la storia dei pastori sardi questa? Più o meno sì. Pure un po' dalla sinistra. Un po' per la sinistra. Pure dei pastori sardi di sinistra. Anche dei pastori sardi. Certo, pure te posso dire, Salvatore, non solo sei pastore sardo, pure di sinistra. Cioè, te la sei complicata la vita, Un po' te la sei complicata. Grazie Salvatore. Sì. Senti, ma è vera quella storia che se uno conta le pecore si addormenta? No, se ti addormenti. È una cazzata, si può dire? Si dice così comunque. Scusa, ma io so di città, che ne so. Va bene Salvatore, buon lavoro. Grazie anche a voi. E se cambi idea... ha già il telefono. Ci fai sapere. Poi dopo mi dici perché hai votato, che io pure sono deciso. Ci sentiamo. Nel caso. Il 2 e il 3 ci sentiamo, se cambio idea. Se cambi idea fammi sapere. Ciao, grazie, buon lavoro, ciao. Grande applauso a Salvatore, a Camino, a Gianmario, a Giuseppe Mellino, sindaco di Nule, che ci ha guidato in giro per questi luoghi.